Si aggirano tra le calli vestiti di nero, invadono uno dei luoghi simbolo del centro storico lagunare, il mercato di Rialto. Qui si scatena la tempesta. Rappresentazione teatrale tra calli e campielli per riaffermare il diritto di cittadinanza in una Venezia sempre più in difficoltà nel gestire le grandi masse di turisti. Il progetto è del regista e attore Mattia Berto, che negli ultimi anni il teatro lo ha portato nelle storiche botteghe veneziane, una provocazione per denunciare l'inesorabile mutamento della città. L'idea è quella di abitare con performance speciali, site specific, pensate ad hoc, i luoghi della città, perché il gioco è proprio quello di portare la tempesta nella città. Con un pizzico anche di ironia e di provocazione, i partecipanti hanno deciso di mettersi in gioco e arrivare naufraghi al mercato di Rialto. Mercato di Rialto stravolto, cambiato, svuotato, per riflettere sul passato ma anche sulle nuove prospettive. Riflessioni che in questi giorni di carnevale non possono passare inosservate, soprattutto all'indomani delle affermazioni del sindaco Brugnaro che, commentando i disagi per i residenti nel giorno dell'inaugurazione del carnevale, ha suggerito a chi non si trova bene a vivere in città di trasferirsi in campagna, proposta che ha lasciato più di qualcuno perplesso.